A Milano, in via del Lauro 2, non lontano dalla Scala e da Palazzo Marino, un bassorilievo ritrae l'udinese Riccardo Luzzatto e una targa ricorda che egli fu, dice così la targa, fanciullo dei mille, vegliardo sul grappa, partecipa ai perigli e alla gloria di due epopee. L'iscrizione, collocata sulla parete dell'edificio in cui egli esercitò la professione di avvocato, offre la cornice entro cui inserire i dati più significativi di questa notevole figura di ebreo udinese, protagonista a livello locale e nazionale a cavallo dei secoli XIX e XX. L'occasione è costituita dalla ricorrenza di un secolo dalla morte, registriamo infatti nel 2023. La morte colse Riccardo Luzzatto il 5 febbraio del 1923, quando aveva appena compiuto 81 anni. Figlio di Mario e Fanny Luzzatto, entrambi ardenti patrioti friulani in epoca risorgimentale, fu il più giovane fra gli studenti universitari a partire coi 1000 nel 1860. Sempre a seguito di Garibaldi, poi combatté in Aspromonte nel 1862 e in Trentino nel 1866. Un influsso familiare assai marcato anche nei suoi fratelli Adolfo, Arturo e Attilio e anche nella sorella Adele, tutti udinesi, era inequivocabile già nei primi anni di vita. Basti dire che a soli 6 anni, siamo nel 1848, Riccardo raccoglieva e scagliava ciottoli contro gli austriaci che riprendevano possesso di Udine dopo l'effimero periodo, tra marzo e aprile, in cui la città si era liberata dalla loro presenza. Diplomatosi a Udine, allo Stellini, si laureò in legge dopo aver frequentato le università di Padova, Pavia e Napoli. Stabilitosi poi a Milano, dove fu esponente di spicco della loggia La Ragione, si distinse nella vita politica e amministrativa e fondò il suo rinomato studio legale, un'attività alla quale hanno dato seguito alcuni dei suoi discendenti anche in Israele. Dopo l'Unità d'Italia si schierò in politica con i radicali, i quali all'ala sinistra estrema del Parlamento si facevano interpreti, delle originarie idealità garibaldine, e manifestando altresì tendenze repubblicane che solo in età avanzata si sarebbero poi volte verso posizioni filomonarchiche. A partire dal 1892 fu eletto al Parlamento nell'arco di 6 legislature consecutive nel collegio di San Daniele Codroico, e a San Daniele, peraltro, la sua famiglia aveva profonde radici. Svolse un'attività politica di alto rilievo e fu amico e corrispondente di numerosi fra i principali protagonisti della vita politica italiana. Uscito nel 1913 dalla vita politica ufficiale, Riccardo Luzzatto continuò a distinguersi quale irredentista e interventista, non senza simpatie per il nascente movimento fascista, ma il fatto che egli morì nel 1923 ci impedisce di sapere quale scelte avrebbe fatto con l'affermarsi del regime mussoliniano. Al pari di altri, all'epoca, Riccardo intese la Grande Guerra quale prosecuzione del Risorgimento. E fu per questo che, coerente con i suoi ideali, partì volontario a 73 anni e si comportò valorosamente anche nella presa di Gorizia nel 1916, meritando addirittura la medaglia d'argento al valor militare. Passò i suoi ultimi giorni a Milano, ma portò sempre nel cuore il Friuli, dove tornava spesso. Memorabili rimangono i suoi interventi a Udine nel 1907, nel centenario della nascita di Garibaldi, e nel 1910, era il 50° dell'impresa dei Mille, e qui assieme al cantore dei Mille, Giuseppe Cesare Abba. Le sue ceneri sono riposte nel cimitero monumentale del capoluogo lombardo, tuttavia, per sua volontà, una targa commemorativa fu posta nella cappella di famiglia di Udine, dove una via che conduce al cimitero comunale di San Vito è intitolata proprio a lui e a suo padre Mario. Al di là di alcuni aspetti controversi della sua carriera, Riccardo Luzzatto è uno dei casi più specifici tanto del patriottismo friulano italiano quanto della intraprendenza civile, politica e professionale messa in campo dal ceto ebraico borghese nella nascita e nella costruzione dell'Italia liberale.